Ok, buonasera a tutti, benvenuti al nostro studio di Apocalisse e vorrei prima di entrare nel vivo dello studio vorrei pregare insieme a voi che il Signore ci dia la capacità di comprendere e di registrare la sua parola nella nostra mente. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio per l'occasione che ci dai di stare insieme nella presenza del tuo Spirito e meditando la tua parola. Ti prego, Signore, di aiutarci veramente a comprendere, ma soprattutto a sottometterci a tutti i buoni principi che tu ci dai, perché, Signore, la tua parola ci fa bene. La tua parola dice, Salmo 119, ho registrato la tua parola nel tuo cuore, ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Grazie, Signore, perché la tua parola è lampada al nostro piede. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, abbiamo cominciato, abbiamo introdotto, no, la settimana scorsa il capitolo 17, però abbiamo fatto una piccola deviazione che ci fa vedere cosa caratterizzerà il regno dell'Anticristo, o meglio, cosa succederà poco prima che il regno dell'Anticristo venga palesato su questa terra, no? Allora, abbiamo visto questo testo di Prima Tessalonicesi 5, da 1-3, scritta dall'Apostolo Paolo, che ci dice che ci saranno due parole fondamentali che i grandi della terra cominceranno a dire in modo molto ripetuto, no? Proprio la settimana scorsa il nostro capo dello Stato, Mattarella, ha proprio ripetuto queste frasi: c'è bisogno di pace e sicurezza. E questo testo dice proprio questo, dice così: quando poi i tempi e i momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come doglie della donna incinta e non scamperanno. Molto interessante queste due parole, ossia l'anticristo, ovviamente sappiamo che Satana è uno spirito di guerra, ma che cosa farà? Cercherà di controllare il mondo attraverso questo mantra, questo principio che lui cercherà di instillare in tutti i grandi capi di governo, ossia pace e sicurezza. E chi non vuole pace e sicurezza? Tutti noi vogliamo, no? E lui farà in modo che questa pace e sicurezza sia sotto il suo controllo. Qua sotto noi abbiamo visto questa fotografia, no, che riprende la Babilonia com'era, Babele, com'era pensata dai pittori dell'antichità, e qua sulla destra noi vediamo il Parlamento europeo di Strasburgo. Okay? Quindi interessante questa architettura, no? Molto simile l'una all'altra, ossia questo ci dice che il mondo si sta muovendo in quella direzione, sta cominciando ad avere questo pensiero globale e che sta cominciando a incamminarsi verso il ritorno di Cristo, ma anche l'inizio del regno dell'Anticristo. Noi abbiamo visto che la settimana scorsa che questo non mi cambia più Holy Rix, Riccardo. Ok, adesso sì. Abbiamo visto gli articoli, no? Gli articoli introduttivi. Uno è l'articolo 1 dell'ONU che dice proprio queste due parole, no? E dice garantire, qual è l'articolo numero 1 dell'ONU? Garantire la pace mondiale e la sicurezza internazionale. E l'articolo invece introduttivo dello Statuto Unione Europea dice rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere che cosa? La pace e la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo. Okay? Quindi queste due parole, questi due principi cominciano veramente a entrare nella mentalità comune e comincia a influenzare a tutto il mondo praticamente. No? Noi vediamo per esempio l'ONU, che è la più grande organizzazione umana esistente, prevede non solo 191, se non mi sembra questo dato addirittura è vecchio, dovrebbero essere 193 nazioni su poco più di 200 nazioni in tutto il mondo, quindi praticamente il 90% dell'umanità sposa questo principio di
pace e sicurezza, e stiamo andando veramente in quella direzione. Quindi, cari miei, adesso noi leggeremo un testo che ci fa vedere come la bestia, ossia l'anticristo, prenderà il potere e promuoverà questa pace e sicurezza. Ok? Vediamo qua questo testo che si trova in Apocalisse capitolo 17. Dice così: la bestia che hai vista era e non è, essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, il cui nome non è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era e non è e verrà di nuovo. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono 7 monti sui quali la donna siede. Sono anche 7 re, 10 sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto dovrà durare poco. La bestia che era e non è, e anch'esso un ottavo re, viene dai 7 e se ne va in perdizione. Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, chiamati i fedeli, gli eletti e i fedeli. Poi mi disse: le acque che hai viste sulla quale siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Le 10 corna che hai viste e la bestia oderanno la prostituta e la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia, fino a che le parole di Dio siano adempiute. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. Allora, molto interessante, la prima cosa che noi notiamo in questo testo biblico, che la città, ossia la grande prostituta, dice che è seduta su 7 monti. Voi sapete che Roma è la città dei 7 monti. Okay? Perché la città dei 7 monti è importante? Perché Roma è importante? Prima di tutto, perché il regno dell'Anticristo non è altro che l'impero romano moderno, okay? Che risorgerà per prendere in mano il potere di tutto il mondo. Voi sapete che l'impero romano antico è stato l'impero più grande del mondo. Praticamente l'imperatore era considerato un dio incarnato. Quindi il regno dell'Anticristo non è altro che la riproduzione dell'antico regno romano, okay? Con un uomo che si fa Dio, che governerà tutto il mondo. Questa volta ce la farà davvero, perché? Perché ci sarà un controllo globale, come abbiamo detto. Vi ricordate la storia del marchio, no? Il marchio che questo anticristo metterà sulla persona, e quella persona non potrà né comprare né vendere se non attraverso questo marchio, che sarà una specie o di codice a barre o un microchip, qualcosa del genere, che ti permetterà di essere parte di una società che è la società dell'anticristo, oppure se tu la rifiuterai tu verrai praticamente cancellato come essere vivente. E chiunque non si sottometterà a questo regime dell'anticristo sarà ucciso. Okay? Quindi questa è la prima cosa importante. Gli abitanti della terra, il cui nome non è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era e non è e verrà di nuovo. Qui occorre la mente che abbia intelligenza. Le 7 teste sono 7 monti, come abbiamo detto, sui quali la donna siede, sono anche 7 re. Allora, state attenti. Cosa significa le 7 teste? Vi ricordate che nell'antichità noi abbiamo studiato questo nei primi studi, no? Quando abbiamo studiato i simboli dell'Apocalisse. Le 7 teste rappresentano i 7 imperi della storia, no? Che hanno governato praticamente il mondo. Ossia, partendo dall'Egitto, questa è stata la prima potenza, poi c'è stata la Siria, poi c'è stata Babilonia, poi c'è stata la Persia, poi c'è stata la Grecia, poi c'è Roma, e infine il settimo
impero sarà proprio quello dell'anticristo. Ecco perché questa bestia sarà rappresentata con 7 teste, ok? 7 teste, ossia la bestia, il regno della bestia avrà le caratteristiche più importanti di questi regni che si sono succeduti nella storia. Per esempio, l'Egitto era famoso per la sua idolatria, ossia aveva un numero di dei infinito. Assiria aveva degli dei molto feroci. Assur, che loro adoravano, era un dio guerriero. Poi c'è stata Babilonia, che era invece una società molto raffinata, opulenta, ricchissima. Quindi l'anticristo avrà una società che rappresenterà le parti più importanti di queste 7 potenze mondiali che si sono succedute nella storia. Però dice anche così, che questa bestia non aveva soltanto 7 teste, ma dice anche 10 corna. E questo testo specifica che queste 10 corna sono 10 re che ancora non hanno ricevuto regno. Ossia, a quanto sembra, a quanto pare da questo testo, c'è scritto che questi 10 capi di Stato, ovviamente voi provate a immaginare nell'antichità, no? Non potevano chiamarli capi di Stato perché non c'era ancora l'idea di un governo moderno, ma li chiamavano re in quanto autorità. No? Quindi questi 10 capi di Stato o 10 re, ci sarà un momento in cui, questo capitolo 17 lo definisce molto bene, che cosa faranno? In un'ora, ok? In un'ora faranno una riunione e di comune accordo loro consegneranno i regni di tutto il mondo alla bestia. Però c'è una cosa molto interessante che si trova nel versetto 17, rileggiamolo insieme, ok? Di questo testo, che è questo. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute. Allora, chi è nel controllo della situazione anche quando l'anticristo prende in mano il regno della terra? Dio. Anzi, dice la parola di Dio che Dio ha messo nei cuori di questi 10 capi di Stato di eseguire lo stesso disegno. Allora, qui ci fa vedere una cosa bellissima. Dio è sovrano. Anche nei momenti peggiori dell'umanità, chi è che guida? Chi è che fa andare le cose nel modo che vuole Lui? È il Signore, no? È il Signore. Ossia, Dio vuole che questo anticristo prenda il regno del mondo. Sapete perché? C'è un motivo molto semplice. Perché quando noi, carissimi, è come nella vita quotidiana, no? Non so se capita anche a voi ogni tanto di dire dei no a Dio. Io voglio che tu faccia questo, no. No. Ok, ogni tanto capita, no? È la nostra natura ribelle, la nostra carne. Ma è interessante che Dio a volte lascia che tu vada, che tu decida, che tu faccia la tua strada, ok? Finché tu non sbatti la faccia sul muro, no? E il Signore dice, adesso tu hai capito, puoi tornare indietro. Ossia, in questo regno dell'anticristo, gli uomini hanno voluto fare proprio questa strada insieme all'anticristo, no? Ma che cosa è successo? Tanti si sono accorti durante il cammino che tante cose non funzionavano, che tante cose non erano come se le erano immaginate. Quello è il modo che Dio a volte ci lascia fare la nostra strada, perché? Perché così riesce a rifar tornare a Lui le nostre anime. No? Nel regno dell'anticristo ci saranno conversioni di massa. Perché? Perché effettivamente a tutti gli effetti le persone si renderanno conto che quello è un regno malvagio e quindi torneranno al Signore. E ci saranno tantissime conversioni, come abbiamo visto, no? In diversi capitoli, a più riprese, che ci saranno diverse conversioni. Perché? Perché le persone non si conformeranno al regno dell'anticristo, ma è così che Dio fa. Okay? Un'altra cosa interessante che noi troviamo qua, che questo testo parla di una prostituta che sarà divorata, che la prostituta, vi ricordate che cos'è? Nei capitoli precedenti noi abbiamo studiato che la prostituta è una religione mondiale, no?
che si sta formando a tutt'oggi, è già diversi decenni che si sta formando. Vi ricordate che, come ho detto, negli anni '80 Papa Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II, ha cominciato a riunire i capi di tutte le religioni mondiali, no? E non a caso, come vi ho detto, è Roma il centro dell'iniziativa di questa cosa, no? Quindi si cominciano a mescolare queste credenze, no? Pagane, cristiane, filosofiche, tutto insieme. Perché? Perché l'Anticristo vuole a un certo punto che una religione mondiale lo sostenga nel suo governo. Non so se avete visto negli scorsi G8, G7, G10, G20, no? La riunione dei grandi della Terra, subito dopo ormai è diventata abitudine, ma da diversi anni, di fare il G10, per esempio, di tutte le grandi religioni del mondo. Quindi il mondo sta andando in quella direzione, ok? E c'è scritto qua che questa prostituta sarà completamente distrutta dall'Anticristo, ok? Ossia, ci saranno un momento in cui nella storia di questo connubio tra grandi religioni mondiali e l'Anticristo con il suo governo entreranno in conflitto, e questo lo vedremo meglio nel capitolo 18, no, che cominceremo a leggere fra poco. Quindi l'Anticristo prenderà in mano il governo del mondo, e il centro di questo culto idolatra che coadiuverà l'Anticristo sarà precisamente a Roma. Sarà il governo di un Anticristo che farà risorgere l'impero romano antico, che questa volta veramente controllerà tutto il mondo. Okay? Quindi il versetto 15 di questo testo dice: poi mi disse, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Ossia, la Chiesa apostata si baserà su moltitudini, popoli e lingue, ok? Quindi avrà un consenso praticamente globale, ok? Quindi, per ripassare a qualche punto qua, per fare il sunto di questo testo che abbiamo letto, quindi potere consegnato all'Anticristo, una riunione di 10 capi di Stato consegnerà il governo mondiale alla bestia. Pace e sicurezza, il mantra del futuro governo, che sta ancora oggi, cominciato da qualche anno già, è già in preparazione da tempo. Pace e sicurezza. La prostituta, prima seduta sulla bestia, poi divorata dalla stessa. Essa non sopporterà, ossia l'Anticristo non sopporterà più la religione mondiale e la distruggerà. Okay? Ultimo, punto 4, come abbiamo detto, Dio è sovrano. Sarà Dio stesso a gestire e a compiere questo piano. Okay? Dio sarà veramente nel controllo di questa situazione. Okay? Allora, io direi a questo punto che possiamo cominciare a pensare al capitolo 18, ok? Capitolo 18 è molto interessante perché? Perché ci parla del crollo completo della società formata dall'Anticristo, ok? Non leggeremo tutto il capitolo perché è molto lungo, ma leggeremo i punti essenziali, poi potete leggerlo a casa. Dice così: egli gridò a gran voce, ossia un angelo che comincia a proclamare la sconfitta del regno dell'Anticristo. E dice così: egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Allora, attenzione, quale sarà l'effetto delle persone che metteranno il marchio della bestia? Ok? Io ho detto qualche incontro fa, l'Anticristo come Satana sono degli imitatori, loro non sono dei, non sono onnipotenti, loro non possono fare altro che riprodurre un modello, ok? Allora, se Dio ha la sua Chiesa, Satana ha la sua Chiesa. Se Dio ha i suoi ministri, Satana ha i suoi ministri. Se Dio ha il suo Cristo, Satana ha il suo Cristo. Se Dio ha mandato la Pentecoste sulla Chiesa, la discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa, Satana farà venire una Pentecoste diabolica, satanica, sulla terra, tutti quelli che sono marchiati
col marchio della bestia. Ossia, rileggiamo questo testo che dice così: è diventata che cosa Babilonia? Ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo. Ossia, provate a immaginare masse intere di persone completamente possedute da demoni. Cosa succederà in questa società moderna formata dall'Anticristo? Una cosa terribile, perversioni di ogni tipo. L'omicidio sarà una cosa normale, perversioni sessuali saranno una cosa normale, a qualsiasi tipo di violenza sarà una cosa normale, ossia il mondo tornerà come se stesse tornando il periodo di Caino. Vi ricordate che nel periodo di Caino Dio ha dovuto mandare il diluvio per cancellare tutto? Perché? Perché fin dall'adolescenza, dice quel testo di Genesi 6, che i disegni del cuore dell'uomo erano malvagi fin dall'adolescenza. Okay? Quindi noi ci stiamo incamminando in questo mondo. Okay? Tutte le nazioni, dice così, sono state sedotte, Apocalisse 18:23, dalle tue magie. Ok? Allora qua dice questo testo del capitolo 18 di Apocalisse che la società dell'epoca dell'Anticristo sarà basata su cosa? Sulla magia, sulla stregoneria, sui riti diabolici. Okay? Quindi Satana avrà un cancello, un portone completamente spalancato e in grado completamente di possedere masse intere di persone. Interessante che oggi, eccolo qua il testo, è interessante che oggi chi sta frenando questo sistema? Siamo noi, è la Chiesa, con le nostre preghiere, con la nostra testimonianza, predicando la parola di Dio. Noi stiamo facendo una diga, un argine attorno alla società moderna, in modo che i demoni non possano possedere interamente questa società. No? Ed è interessante che qua dice proprio che tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie. Ossia, sarà una cosa normale fare riti magici, no? Sarà una cosa di famiglie, sarà una cosa proprio di chiesa, ci sarà questa chiesa apostata che farà questo in modo molto normale e quindi i demoni avranno tutta la libertà di possedere masse intere. No? Quando noi creiamo una breccia, questo succede anche nei cristiani, i cristiani non possono essere posseduti, questo è importantissimo che noi sappiamo, ma possono essere controllati in un'area della vita attraverso un demone. Per esempio, se io ho il vizio di bere, no? Okay? Sono un cristiano ma non mi sono liberato ancora dal vizio dell'alcolismo. Che cosa Satana farà? Ci controllerà in quell'area. Okay? E tutte le volte che noi cominceremo a entrare in quella logica di bere, Satana entrerà in quella logica per distruggere la vita di un cristiano. È ovvio che Satana non ci può possedere, ma fino al controllo lui può arrivare. Okay? Ci sono diversi esempi biblici che possiamo addurre. Okay? Quindi magia normale, ossia magia è diventata una cosa comune, società posseduta da demoni. Però ci sarà un momento in cui il Signore farà un intervento e dice così: in quel giorno, ossia quando Babilonia starà per cadere, in quel giorno avverrà, dice il Signore degli eserciti, che io sterminerò dal paese i nomi degli idoli e non se ne farà più menzione. Anche i profeti e gli spiriti immondi farò sparire dal paese. Ossia, qua ci dice un'altra cosa importante: ci saranno dei profeti, ossia dei predicatori di queste dottrine. Okay? Predicatori della dottrina della magia, predicatori della dottrina idolatrica, predicatori di tutte le perversioni umane. Ci saranno dei predicatori, okay? Come c'erano nell'antichità. Adesso vi farò vedere una cosa molto interessante, okay? Per vedere come noi ci stiamo muovendo in direzione di questa situazione. Allora, quello che vedete qua è una sala che c'è nel palazzo dell'ONU. Okay? Il palazzo dell'ONU si trova a New York. Okay? È stato il terreno su cui è costruito questo palazzo è stato donato da un noto massone
che si chiama David Rockefeller. Sicuramente avete sentito parlare. Un ricchissimo uomo d'affari americano, era un massone, la massoneria è praticamente una setta diabolica, ok? E in questo palazzo è stato fatto costruire questa sala che è la sala della meditazione, ok? Allora, è molto interessante questa cosa. Non è una sala normale, ok? Tutti i grandi uomini della terra che vanno all'ONU entrano in questa sala e in questa sala trovi alcune particolarità. La prima cosa che troviamo è che questa sala non è una sala rettangolare, ma è una sala piramidale, ok? Allora, già la piramide ti fa pensare a qualcosa di particolare, no? Le piramidi d'Egitto, ok? Ma ci sono dei simboli che adesso fra poco vedremo. È una sala piramidale, ogni oggetto che c'è lì dentro ha un significato. La prima cosa che tu noti quando tu entri in questa sala è questo altare nero, ok? È un altare nero. Voi sapete che nelle sette diaboliche, quando fanno sacrifici, loro sacrificano su un altare nero, ok? Quindi già questo è un'idea di quello che c'è nell'ONU, 193 nazioni iscritte e partecipi dell'ONU. Poi in fondo c'è un quadro molto interessante che l'autore spiega esattamente cosa significa, no? È molto stilizzato, no? È molto stilizzato, si vede da là in fondo, ma vi consiglio di andarlo a vedere su internet, un po' più in grande. Okay? C'è un bastone su cui c'è attorcigliato un serpente. Okay? Sappiamo di che simbolo è il serpente. Okay? E infine sulla sinistra c'è un sole che illumina, ma è interessante che è un sole nero, okay? Che porta luce. Voi sapete che come si chiama Satana, no? E viene chiamato anche Lucifero, è un sole nero perché la sua anima è nera, il suo spirito è nero, ma porta luce, una luce falsa, finta, a differenza di Cristo che è la vera luce che illumina ogni uomo. Okay? Quindi questa sala è la sala che c'è all'interno, una sala di meditazione all'interno degli uffici dell'ONU. Okay? E tutti i grandi uomini della terra passano per quella sala. Interessante che per arrivare a quella sala, dice l'architetto, racconta, no, come lui ha costruito questa sala, devi passare per un tunnel completamente buio lungo 6 metri, no? Anche la misura è stata studiata apposta. Vi ricordate che il numero è il numero 6? È il numero d'uomo, no? L'uomo è stato creato il sesto giorno. E vi ricordate qual è il numero della bestia? È il numero 6, 6, 6. Ossia, quando tu entri in questa sala è come se tu dichiarassi questa cosa. Io passo attraverso il buio della mia umanità e arrivo a essere un Dio attraverso un sacrificio maligno. Okay? Questo è quello che la società, la più grande società umana che è l'ONU, sta comunicando a tutti i grandi della terra che vanno là. Interessante questa cosa qua. Guarda che cosa significa questa sala fatta a piramide. Vi ricordate che questo è un simbolo che si trova nel dollaro americano, no? Che è una piramide con un occhio sopra, okay? È un simbolo massonico e sotto questo simbolo massonico c'è scritto Novo Ordo Secolorum, ossia nuovo ordine mondiale. Vi dice qualcosa? Il governo dell'Anticristo, ok? Quindi noi ci stiamo muovendo in quella direzione. Okay? Questo è quello che pensano i grandi della terra. Voglio farvi vedere questo adesso. I mercanti della terra, adesso qua stiamo passando alla prostituta di cui abbiamo parlato nel versetto 11 e 12, ossia la religione mondiale che l'Anticristo insieme al falso profeta creeranno per sostenere il governo vero e proprio. Okay? E dice così: i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro merci, oro, argento, pietre preziose, perle, lino pregiato, porpora, seta, scarlatto, ogni varietà di legno odoroso, ogni varietà di oggetti d'avorio e di legno preziosissimo, bronzo, ferro, marmo. Ossia, questa prostituta, questa religione mondiale sarà ricchissima,
avrà un commercio enorme di prodotti di prima qualità per ricchi, no? Ma a un certo punto che cosa farà l'anticristo? Non sopporterà più questo stile di vita della Chiesa apostata e la distruggerà. Ok? Allora, io mi fermerei qua perché adesso dovremo cominciare un lungo discorso che ha a che fare proprio con la funzione della Chiesa apostata, che è la prostituta, che è seduta sulla bestia, e io rimanderei alla settimana prossima, ok? Mi fermo qua e abbiamo visto che cosa sta succedendo già adesso nel mondo, ok? Stiamo andando in quella direzione, cari miei, con grandi passi, e la parola di Dio ci invita a stare con gli occhi aperti. Gesù ha detto una volta, no? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione, ok? Quindi prossima settimana noi entreremo in questo argomento, che è l'argomento della grande prostituta che verrà divorata dall'anticristo, ossia verrà praticamente distrutta perché non la sopporterà più, e vedremo qual è il motivo. Ok? Va bene, io vorrei pregare insieme a voi che il Signore ci dia pace in tutto questo, perché come abbiamo detto Lui è sovrano. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio, ti benedico, perché Signore tante cose devono succedere nel tuo regno e un giorno tu tornerai, fra poco tu tornerai, comincerà l'epoca più difficile della storia umana. Ma noi abbiamo visto, Signore, che tu eri nel controllo, tu sei nel controllo, tu sarai nel controllo. Signore, per questo ti ringraziamo, perché ogni cosa che succede, Signore, tu vai davanti, tu non ti sfugge nemmeno un cappello del nostro capo. E questo ci deve dare una grande pace. Grazie, Signore, per tutto quello che tu fai per noi, perché veramente è tanto, e ti adoriamo per quello che tu sei. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.